Riprendono le interviste di Excellence Magazine ai personaggi d'eccellenza che hanno segnato il comparto italiano in tutti i settori. Oggi abbiamo con noi il questore di Venezia, il dottor Maurizio Macciopinto. Benvenuto tra noi. Grazie di questo invito. Vorrei ricordare che il nostro questore è stato già questore di Brindisi, ha iniziato una carriera giovane subito dopo la sua laurea in giurisprudenza, prima nella sua città natale, Napoli, con ruoli tutti molto operativi e poi incarichi importanti, tra cui due nomine che voglio ricordare dall'ex capo di polizia Antonio Manganelli, prima come suo portavoce quando era a Napoli, successivamente come suo portavoce in qualità di questore e anche responsabile per le relazioni esterne. Adesso, dopo averlo presentato, vorrei che ci raccontasse oggi come sta vivendo il suo ruolo a Venezia, in una città comunque magica, e i suoi progetti. Credo innanzitutto di aver fatto una carriera fortunata, innanzitutto perché ho incontrato nella mia strada tutti i grandi personaggi che hanno segnato gli ultimi 30 anni della polizia italiana. Ho avuto modo di conoscerli e lavorarci insieme. Spero di aver appreso qualcosa, porto credo alle spalle un bagaglio di tutti questi incontri, di una storia della polizia degli ultimi 40 anni. Mi vuole raccontare un momento particolare che lo ha segnato in modo più profondo, sia sotto il profilo professionale quale umano? Quello che segna la storia umana di un poliziotto è il vedere un'umanità che molti cittadini nella loro vita non vedono mai. Quindi un'umanità che vive nell'oscuro, che vive nell'ombra, che è costretta a volte a vivere in condizioni anche di precarietà. E quel passare sempre con un vestito bianco nel fango senza mai sporcarsi, ma quell'esperienza di passare nel fango ti lascia delle tracce, perché tu vedi l'esasperazione di alcuni sentimenti umani, nel bene e nel male, che comunque ti lasciano traccia e ti consente quasi anche di essere un po' psicologo. Impari a riconoscere da alcuni atteggiamenti una persona, come la pensa, come si muove. Sei su un ciglio così alto nella relazione con l'umanità che ti consente un panorama ampissimo. Grazie per questa testimonianza. Vorrei parlare anche del libro che lei ha dedicato ad Antonio Manganelli. Nei confronti del prefetto Manganelli ho sempre avuto un sentimento che definirei di devozione. È stata una di quelle persone che quando dicono una cosa non ti sfiora neanche la mente di metterle in dubbio, trasmettono una tale certezza delle loro idee e quindi tu le prendi come sono soltanto perché le ha dette quella persona. Questo è il rapporto che io avevo con lui. Chiaramente quando purtroppo lui si è ammalato e poi purtroppo ha finito la sua vita terrena, io volevo dedicargli qualcosa, dedicargli un ricordo, però mi sembrava quasi di appropriarmi di qualcosa che non mi spettava facendo uno scritto focalizzato sulla sua persona. E allora ho preso un po' lo spunto da queste storie, ispirato anche un po' da un libro che scrisse Dumas, Il Curricolo, dove lui racconta una storia di grande umanità intrecciata da episodi di vita quotidiana, e ho realizzato questa piccola cosa. Qui racconto mie esperienze quotidiane di vita di poliziotto napoletano, intrecciate con questo fil rouge che è l'incontro e il rapporto con lui. Come questore di Venezia, come sta vivendo questo momento in questa bellissima città? Sono nato a Napoli, che è una città della passione, vive di passioni, vive di emozioni forti. Poi mi sono trasferito a Roma, che è insomma la capitale d'Italia, e poi lavoro a Venezia, quindi sono su un asse delle 3 più belle città credo al mondo. Venezia c'è questo rapporto con l'acqua, col mare, che io amo. Naturalmente da napoletano amo il mare, ma lì è un rapporto diverso. Lì la vita della gente è nell'acqua e c'è una modalità di fare polizia, di fare il mio lavoro completamente unico, diverso da qualsiasi parte del mondo. La volante che arriva con la barca, il questore che si sposta in barca. Ogni giorno c'è una piccola somministrazione di emozione. Poi c'è il viaggio nella storia di questa città così potente che non va dimenticato. A Venezia c'è stata la prima polizia del mondo, cioè il concetto di una polizia organizzata in maniera strutturata,
con fonti informative, con una gerarchia, con la raccolta delle informazioni, nasce a Venezia. Adesso siamo giunti alla nostra ultima domanda di rito. Che cos'è l'eccellenza per Maurizio Masciofitto? Significa lasciare dei segni del nostro passaggio terreno, I segni che buoni. sono dei segni positivi che possono fornire diventare un faro, una guida per chi verrà dopo. Concordo con la testimonianza del nostro ospite, che ringrazio moltissimo a nome dell'editore Luigi Lauro, che ci permette di portare avanti questo comparto meraviglioso sulle eccellenze italiane.